Diciamo che abbiamo cercato da quest'anno veramente in maniera attiva, pratica, di sdoganare effettivamente e praticamente il termine indipendenza anche nel nostro agire. Quindi quello che alla fine ci contraddistingue, ha contraddistinto l'azione, la politica di IRS in questi mesi e soprattutto poi in questa festa magna, è quella di coinvolgere sempre di più parti sociali e parti politiche in Sardegna. Forse ora questa festa magna vorrà sancire proprio questo, è il tempo di uscire dai circoli chiusi, spesso circoli in cui spesso noi indipendenzisti siamo stati tacciati di appartenere, e iniziare a dialogare molto di più con la gente. Noi l'abbiamo sempre fatto, però forse sarebbe il caso anche di iniziare a dirlo in maniera chiara. Noi vogliamo dialogare con tutti i sardi, vogliamo aprire dei contatti, un dialogo di interlocuzione con tutte quelle parti sociali, perché crediamo che alla fine il concetto di indipendenza non sia qualcosa di statico a cui ci si arriva dall'oggi al domani, ma fa parte di un percorso, che non è solo un percorso collettivo, ma è anche un percorso del singolo ed è un percorso di maturazione. E credo che questa maturazione debba avvenire necessariamente quando c'è un confronto. C'è un confronto tra le persone, che è un confronto dialettico. Quindi questa festa magna e questo convegno si apre all'insegna di queste tematiche, all'insegna soprattutto di questo obiettivo. Ricordo il titolo del convegno di stamattina, che è appunto proprio questo: sovranità e diritti, esperienze, proposte per un cammino di autogoverno. Quindi sovranità e diritti ed esperienze proposte per raggiungere un cammino di autogoverno significa che non c'è una sola strada per arrivare a un'indipendenza, non c'è una sola strada per arrivare alla sovranità. Ci sono tante declinazioni, tanti modi di pensare l'indipendenza, e forse sarebbe il caso che iniziassimo a confrontarci e a discutere insieme, perché solo insieme probabilmente possono venire proposte soluzioni interessanti, intelligenti e soprattutto condivise, perché c'è necessità di grande condivisione e di un grande sforzo collettivo in Sardegna verso la consapevolezza di un obiettivo che deve essere assolutamente comune a tutti, perché se non è così ci rendiamo conto di quello che sta succedendo in questi mesi. Allora, brevemente, quindi taglio per questa introduzione, ma volevo soltanto inquadrare questo convegno all'interno appunto del nostro percorso. Adesso ricordo brevemente quali saranno gli interventi di stamattina. Abbiamo Claudia Zunchedo, il consigliere regionale appunto della regione Sardegna, poi abbiamo Giovanni Ruggeri, che è il vice segretario del partito Sardo Nazione, doveva esserci anche il segretario Giovanni Colli, ma è venuto stamattina per dare dei saluti brevi e poi è dovuto andare via perché aveva degli impegni istituzionali col suo partito. Poi abbiamo Enrico Lovina, che è il consigliere comunale a Cagliari, Massimo D'Adea del Partito Democratico, Alfonso Lopez Tena, che è un consigliere del deputato del Parlamento di Catalogna e anche un esponente del Consiglio Superiore della Magistratura in Spagna. Omar Chessa, docente di diritto costituzionale all'Università di Sassari, l'antropologo, etnologo e storico dell'arte Placido Cherchi, che chiuderà poi gli interventi. Io direi che brevemente possiamo iniziare con il nostro primo intervento, che è quello di Claudia Zucchetti, che ci parlerà appunto di come intenderà declinare tutto questo concetto di sovranità, probabilmente anche all'interno della situazione attuale della Sardegna, dei grossi problemi, della grossa crisi che stiamo attraversando.